Da Pieve di Cadore a Nebbiu, ci siamo spostati a Nebbiu perché dal 14 al 17 agosto c'è una sagra molto importante. Ne parliamo con Arianna, che è una delle consigliere dell'organizzazione. Buona giornata Arianna. Buongiorno a voi, buongiorno, benvenuti a Nebbiu, benvenuti tra le Dolomiti. E noi faremo una sagra che diciamo che sono molti anni che la facciamo e ogni anno va sempre meglio, quindi siamo molto contenti. La faremo dal 14 al 17 agosto tutte le sere. L'apertura sarà dalle ore 18 del bar e dalle ore 19 invece dello stand enogastronomico. L'aperitivo di inaugurazione sarà il giorno 14 appunto alle ore 18 e poi ci sarà ogni serata sempre qualcuno che suona. Nel 15 e il 16 faremo sia prima che seconda serata, quindi ci sarà un cambio di musica per accontentare un pochino tutti, esatto. E ogni sera, a parte diciamo le solite salsiccia, formaggio, panini, patatine, le cose di base, ci sarà un piatto del giorno. Il 14 sarà lo spiedo gigante, il 15 un piatto del pesterbe, perché noi in Nebbiu ci chiamano i pesterbe, e saranno spetzli, polpette, polenta e un contorno a scelta. Il 16 invece abbiamo rivisitato un po' una specie di Tex-Mex, chiamandolo Tex-Nev, che sarà salsiccia piccante, costolette BBQ, fagioli piccanti, peperoni e altre cose che riportano un po', diciamo, fuori dalla nostra comfort zone, per cambiare un pochino, per portare un po' Nebbiu anche in giro per il mondo. E l'ultima sera invece la minestra d'orzo, che è un grande classico. No, aggiungici, perché vi chiamano pestaerbe? Perché i pesterbe erano coloro che andavano a battere con questo attrezzo l'erba nei prati. E niente, è un po' il nome, ogni frazione del comune di Pieve ha un nome particolare e il nostro è i pesterbe. Bene, allora 14-17 agosto venite a Nebbiu perché c'è da divertirsi, ma c'è soprattutto da mangiare qualcosina di interessante. Sì, soprattutto sì, ci concentriamo molto sul cibo, siamo abbastanza famosi per quello, e poi anche un po' diciamo sulla musica. Cerchiamo di accontentare tutti, dai più giovani ai più anziani, speriamo di aver scelto cose che possono piacere a tutti.